La vista dall'acqua è tutt'altra cosa che da terra, soprattutto se sei a bordo di una barca, ancor più se è elettrica, e proprio per questo asseconda i ritmi e i silenzi della natura e della fauna che la popola. Il progetto Veneto Rivers Holiday propone un nuovo modo di visitare il Veneto orientale, ecologico e slow, a bordo di piccole barche lungo i fiumi Piave e Livenza, custodi non solo di un sorprendente ecosistema, ma anche di una storia ricca e affascinante e di eccezionali innovazioni. Noi ci siamo imbarcati a Caposile. Oggi ci troviamo a bordo di una barca elettrica da 7 posti e con 7 ore di autonomia. Barca elettrica che permette di vivere il fiume La Piave Vecchia, dove siamo oggi, in perfetta sintonia con la natura. Le barche da dove arrivano? Che tecnologia c'è? Che progetto c'è dietro? Noi come CNE crediamo in questo progetto. La barca elettrica non è niente di veramente nuovo, però gli abbiamo dato il nostro flavor, ok? L'abbiamo studiata bene proprio appunto per la navigazione elettrica. La barca elettrica è diversa da una barca tradizionale a motore, ha delle altre specifiche, e noi abbiamo fatto un progetto appunto per la realizzazione di queste barche che produciamo noi da soli. Barche silenziosissime nel pieno rispetto anche del luogo dove ci troviamo e anche di chi abita qui intorno. Certo, è importantissimo per la barca elettrica imporsi sul mercato come qualcosa di diverso e sostenibile soprattutto. La navigazione elettrica è lenta, permette di appunto vivere i fiumi, le acque interne e i laghi rispettando le rive, non producendo onde e neanche rumore soprattutto. Il mezzo abbraccia appieno la filosofia del viaggio. Si tratta di piccole barche elettriche che possono accogliere al massimo 6 persone ed essere guidate senza patente, con un'autonomia di circa 7 ore, e che invitano a ritrovare il tempo e il piacere del chiacchierare. La mission di CNE è proprio quella di diffondere il turismo fluviale che al giorno d'oggi in Italia non è molto diffuso, se non magari con qualche barcone più grande che girano per i fiumi più importanti. Il nostro obiettivo è quello di diffondere il turismo fluviale anche su siti più piccoli, come appunto il fiume Piave o qualche lago minore, dove la navigazione elettrica può essere, l'alternativa, ok, dove non è possibile navigare a motore perché sono dei siti che vanno tutelati. Il Piave è un fiume vivo, carico di storie e di storie, navigabile con continuità. Il fiume sacro alla patria si allunga serpeggiando verso San Donà di Piave, superando il ponte di barche fra Fossalta e Noventa, per poi lasciarsi sulla destra la conca del Vecchio Alveo e continuare in linea retta verso la foce di Cortellazzo, dove incrocia la litoranea veneta, antica via commerciale utilizzata dai veneziani. Se fossimo in un altro paese, questo tipo di turismo così più slow, insomma più strettamente legato magari al silenzio, alle cose più tranquille, sarebbe sicuramente sfruttato in un altro modo. Quindi potenzialmente siamo di fronte a che cosa? Dunque, noi arriviamo da alcuni viaggi studio di esperienze che abbiamo fatto all'estero, in particolar modo Francia e Paesi Bassi. Lì sono avanti molto rispetto a noi in Italia, ma certamente non ci mancano i siti in Italia. L'Italia di acque interne ha un patrimonio sconfinato, si tratta solo di capire quali sono i posti migliori da sfruttare e sfruttarli appunto con la navigazione sostenibile.